Ciao a tutti, qui è il dottor Alessio Veneziano. Oggi faremo una pratica di tapping EFT, Emotional Freedom Technique. È una pratica sorprendente che ho provato per diversi anni oramai, la uso frequentemente nelle mie sessioni con i miei clienti che soffrono di dolori persistenti, l'ho praticata per me stesso quando soffrivo di dolori di emicrania, di mal di testa, con risultati veramente incredibili. Quando ho iniziato a studiare questa pratica mi ero molto scettico, come molte delle pratiche di mind body therapy, però ha dato i suoi risultati. Se non la conosci, te la voglio un attimino introdurre e poi facciamo la pratica insieme. Prima di far tutto questo, però, lasciami presentare, se non mi conosci, mi chiamo Alessio Veneziano, sono un terapista nel ramo psicosomatico, sono laureato in fisioterapia, ho sofferto di dolori persistenti io stesso alla cervicale quando ho risolto la mia cervicalgia che durava per 5 anni attraverso proprio gli approcci che ti insegno nel mio canale qui su YouTube o nel mio programma Neurobalance. Ho notato che dovevo diffondere queste cose, queste informazioni a più persone. Non sono cose che mi sono inventato io, ho raccolto anni e anni di studio, esperienza sia nel ramo della psicologia, sia nel ramo della fisioterapia, ma anche nel ramo della psicosomatica, nella medicina psicosomatica, per mettere tutto insieme e racchiuderlo in un approccio solo, mente-corpo. Il tapping, che è una pratica che mira a mettere insieme la medicina convenzionale, quindi la psicologia in particolare, e la medicina tradizionale cinese. Perché? Perché la medicina tradizionale cinese principalmente dall'agopuntura, quindi questi tapping non sono altro che stimolazioni di 9 o anche più punti del nostro corpo insieme, e faremo delle affermazioni. Mentre che faremo queste stimolazioni faremo delle affermazioni. Queste affermazioni ci aiuteranno a portare fuori delle emozioni che erano bloccate. E cosa vuol dire bloccate? Che questa energia, insomma, all'interno del corpo viene intrappolata, può creare sintomi persistenti. Parliamo di emozioni principalmente represse che non amiamo buttare fuori: rabbia, tristezza, emozioni che le chiamiamo negative, tra virgolette, che in realtà non sono negative, sono semplicemente emozioni. Come ci sono le emozioni, diciamo, positive, ci sono quelle negative, ma ogni emozione dovrebbe essere accolta, processata e, diciamo, il metabolismo, il nostro sistema nervoso metabolizza le nostre emozioni fino a che passano. Quando però vengono diciamo, bloccate e lasciate all'interno del nostro corpo, anche in modalità inconscia per molto tempo, soffriamo di dolori persistenti, chiamati anche noci plastici. Questa pratica che faremo tra pochissimo ti aiuterà a buttare fuori quello che c'è da buttare, a quindi dare un aiuto al sistema nervoso che queste emozioni possono essere processate in sicurezza. Ecco perché la sicurezza arriva dal tapping stesso, che porta una sorta di stimolazione al nostro sistema nervoso centrale, in particolare un centro della paura, dell'ansia, che è l'amigdala del nostro cervello, portandola a dei livelli più bassi. Si studia che attraverso un'ora di tapping l'amigdala, o anche insomma l'ansia, si abbassa di stimolazione o comunque di espressione del 40-50%. Questi sono studi pubblici. Il tapping è molto efficace per l'ansia, per le emozioni, non a caso si chiama Emotional Freedom Technique. Lasciati sorprendere da questa pratica, fai questo tapping senza aspettative, principalmente. Quindi è importante, insomma, capire che il sistema nervoso ha bisogno di ripetizione di queste affermazioni, ripetizione di queste stimolazioni. Quindi non è detto che in un giro solo di tapping si risolva completamente il sintomo, ma potrebbe alleviarsi di molto. Ti sentirai probabilmente più tranquillo, e anche se il sintomo si abbassa, quello corporeo, non vuol dire che l'ansia non andrà su. Potrebbe succedere, molte volte succede. Ho creato uno script che ti leggerò e lo faremo insieme, queste stimolazioni, che ti metterò anche
in descrizione di questo video, così che tu possa praticare offline quando vuoi. Basta che andrai nel link, scarichi il PDF, te lo salvi nel tuo cellulare e lo puoi praticare quando vuoi. L'unica cosa che dovrai fare è leggere e fare le stimolazioni da te, senza questo video. Partiamo. Innanzitutto, prima di partire, dobbiamo dare un voto da 0 a 10, una scala da 0 a 10 ai tuoi sintomi. Quindi se soffri per esempio di emicrania in questo momento a livello 8 su 10, segnatelo, ricordati dov'è che senti questa problematica, se è emicrania a destra o a sinistra, se senti mal di schiena, dove, dai un livello, dai un voto da 0 a 10, dove 10 è tantissimo e 0 niente, così che tu possa compararlo a quello che succederà dopo questo tapping. Faremo 5 giri di tapping e ad ogni giro noterai che qualcosa succederà a livello corporeo. È uno script generale, non è personalizzato, ecco perché nelle sessioni che io faccio con i miei clienti andiamo a personalizzare per la situazione, per il caso, perché ha più efficacia. Però ho notato che anche uno scritto generico dà un grande beneficio. Insomma, partiamo e poi ti metterò tutto in descrizione per capire cosa succederà dopo di questo, se questa pratica ti aiuterà. Allora, iniziamo dandoti un po' di informazioni su dove sono i punti. Puoi fare il tapping con due dita o 4 dita. Il primo punto è il karate point, karate chop point, che è questo. Lo farò con 4 dita, te li faccio solo vedere adesso, non devi farli necessariamente, o a sinistra o a destra, non è importante, siamo simmetrici a livello di meridiani del corpo, appunto perché i punti che andrò a toccare scorrono su queste linee energetiche corporee, chiamati meridiani nella medicina tradizionale cinese. Primo punto, anche secondo, perché il primo è sempre questo, secondo, all'interno del sopracciglio, lato del sopracciglio, quindi tempia. Questi sono livelli di tapping che facciamo molto, molto deboli, ok? Sotto l'occhio, sotto il naso, mento, clavicola, uso 4 dita qui, 4 polpastrelli o 5, sotto l'ascella e all'interno, anzi nella sommità della testa. Qui è come se dovessi fare un cerchio. Ok, questi sono i punti. Partiamo, ripeti dopo di me le affermazioni. È importante che tu senta le affermazioni a livello corporeo, non senta a livello cognitivo, ma senta le affermazioni a livello corporeo. Quindi ripeti dopo di me, anche se il mio corpo continua a inviarmi dolore, e questo mi spaventa, scelgo di accogliermi con amore. Nuovamente, anche se mi sento stanco, frustrato, bloccato, ti ricordo, senti queste affermazioni a livello corporeo, riconosco la mia forza interiore e il mio desiderio di libertà. Anche se ho paura che il dolore non passi mai, apro la porta alla possibilità di sicurezza e guarigione. Bene, adesso andiamo sul sopracciglio. Questo dolore è costante, ripeti dopo di me. Lato dell'occhio. Questa rigidità e stanchezza. Sotto l'occhio, quanta frustrazione per tutti i tentativi falliti. Sotto naso. A volte mi sento senza speranza. Mento. La paura che peggiori. Clavicola. Qui è leggermente sotto la clavicola. La sensazione di essere intrappolato. Senti la sensazione di essere intrappolato. Sotto l'ascella è tutto davvero pesante. Senti queste emozioni negative, tra virgolette.
sommità della testa, riconosco tutta la mia sofferenza. Fai un respiro profondo dal naso, rilascia dalla bocca. Giro 2, faremo 5 giri. Sopracciglio. Forse dietro a questo dolore ci sono emozioni non espresse. Lato dell'occhio. Vecchie ferite. Momenti in cui non mi sono sentito ascoltato. Sotto l'occhio. Il mio corpo porta dentro tanta memoria. Sotto il naso. Ansia, rabbia, tristezza. Mento, forse il dolore mi sta solo dicendo: ascoltami. Clavicola. Onoro la mia sensibilità? Non sono solo sintomi. Sotto l'ascella. Sono emozioni che chiedono spazio. Sommità della testa. Posso iniziare ad accoglierle. Fai un respiro profondo dal naso e lentamente lascia l'aria andare dalla bocca come se dovessi soffiare da una cannuccia. Terzo giro. Sopracciglio. Il mio corpo non è rotto o danneggiato. Lato dell'occhio. Il mio sistema nervoso è solo in allerta. Sotto l'occhio. Ha imparato a proteggermi con il dolore. Sotto il naso. Non è colpa mia. Mento. È un meccanismo di sicurezza, di difesa, e non è dato da un danno del mio corpo. Clavicola, posso insegnargli che ora sono al sicuro. Sotto l'ascella. Posso ridurre l'allarme passo dopo passo. Tapping dopo tapping, sommità della testa. Inizio a sentire più calma adesso. Fa un respiro profondo dal naso e lentamente lascia fluire dalla bocca. Fai un check adesso, nota cosa senti a livello corporeo, magari chiudi gli occhi un secondo e nota cosa senti a livello corporeo, magari i sintomi che io chiamo fiori si sono aperti, si sono spostati, hanno cambiato l'intensità. Nota semplicemente cosa sta succedendo. Può essere che sia rimasto uguale, ma ci sono molte sfaccettature dei sintomi che forse erano offuscati fino adesso. Ok, riapri pure gli occhi, iniziamo col giro 4, il penultimo. Sopracciglio. Respiro sicurezza, ripeti dopo di me. Lato d'occhio, sento che il mio corpo può rilassarsi almeno un po'. Sotto l'occhio. Posso muovermi con più fiducia. Mi muoverò con più fiducia. Sotto il naso. Scelgo di portare amore al mio corpo, invece che paura. Mento. Scelgo la compassione verso me stesso. Clavicola. Ogni respiro mi dà
Mi ricorda che sono al sicuro. Sotto l'ascella, il mio sistema nervoso può imparare la calma. Sommità della testa. Sento più leggerezza dentro di me adesso. Ultimo giro, sopracciglio. Mi apro all'idea che posso guarire. Sto già guarendo. Lato dell'occhio, non devo più lottare contro il dolore. Sotto l'occhio. Scelgo la libertà invece della paura. Sotto il naso. Scelgo di fidarmi del mio corpo e della mia mente. Mento. Scelgo di tornare a vivere con energia e gioia. Clavicola. Sono più forte di quanto credessi. Sotto l'ascella. Ogni giorno faccio un passo verso la libertà. Sommità della testa. Sto tornando alla vita che desidero con amore e sicurezza. Ora chiudi gli occhi, metti una mano sul cuore, un palmo sul cuore, e iniziamo a fare 3 respiri profondi dal naso e rilascia dalla bocca molto lentamente. Rimani ad occhi chiusi, senti il battito del cuore battere e mentalmente ripetiti queste frasi: onoro la mia storia, accolgo le mie emozioni, insegno al mio sistema nervoso che adesso sono al sicuro. Passo dopo passo scelgo la strada della libertà. Mantieni per qualche altro secondo gli occhi chiusi, ringrazia il tuo corpo per averti portato fino a qui, al tuo cuore a battere fino ad oggi. Sii grato di quello che ha fatto questo organo potente, che ti mostra la direzione di dove devi andare, secondo per secondo. Se solo potessi sentire più lui che la tua mente e il tuo corpo. Fai un ultimo respiro profondo dal naso e rilascia lentamente dalla bocca. Lentamente puoi riaprire gli occhi. Bentornato o bentornata. Nota in questo momento dove e come ti senti a livello psicofisico. Primo nota il livello di intensità da 0 a 10 dei tuoi fiori, i tuoi sintomi. Nota se sono cambiati, o se sono aumentati, o se sono rimasti uguali. Noi abbiamo comunicato con loro in questo momento attraverso il linguaggio del corpo, del lasciare andare. Questo tapping ti ha aiutato forse un po' ad abbassare il controllo e la paura, ma non basta questa pratica, ovviamente. È un costante dialogo tra mente e corpo da ristabilire. Sei in un periodo di trasformazione, nota il dolore e il sintomo come sintomo di trasformazione. Non è assolutamente qualcosa che ti sta bloccando, anche se sembra, ma ti assicuro che alla fine del tunnel sarai una persona nuova, diversa, più forte, con più consapevolezza. So che in questo momento potrai sentirmi dire cose che ti fanno anche arrabbiare, perché non noti nessun giovamento da sentire questi dolori, e lo capisco, ne ho sofferto anch'io per diverso tempo,
e ho visto la storia di centinaia di persone che dopo queste pratiche, dopo un percorso di consapevolezza, hanno capito che in realtà questi dolori, questi sintomi erano lì come campanelli d'allarme, come guide per una nuova identità, un nuovo futuro. Ci sono dei cambiamenti in atto da prendere, da fare, e questi cambiamenti si fanno un poco alla volta. Si fa sempre un passo indietro e 2 passi avanti in questo percorso. È normalissimo. Spero che questa pratica ti abbia aiutato. Ti invito a scaricare questo script che ti ho appena guidato e letto. In descrizione metterai semplicemente la tua mail e il tuo nome, ti arriverà via mail, lo potrai scrivere, la potrai leggere, e se vorrai praticare più diciamo tecniche come questa, mente-corpo, potrai farlo attraverso Neurobalance o semplicemente aspettando i miei video su YouTube. La differenza è che più andiamo a personalizzare lo script per te, più efficacia ha. Questa è una delle tante tecniche. Ricordo nuovamente che le tecniche sono di supporto, non sono le soluzioni. Le soluzioni veramente sono quelle della consapevolezza, dello smussare gli angoli del nostro quadrato, il nostro sé, che ha cercato di fare sempre tutto di fretta e in perfezione, e ora è arrivato il momento di rallentare per andare più veloci nel futuro. Rallentare oggi non vuol dire perdere tempo, vuol dire che quel tempo che ci è stato chiesto nel passato dal nostro corpo lo abbiamo ignorato e dobbiamo mettercelo tutto oggi. Va bene, ti prometto che se fai queste pratiche, leggi il libro Il potere della consapevolezza, lo so che questo è un po' di marketing, ma lo devo fare. Questo è il mio libro, la nuova edizione del mio libro Il potere della consapevolezza, ti illustra un po' com'è. Sono 130 pagine, molto facile da leggere, ti illustra un po' il percorso che ho fatto io e il percorso che, diciamo, offro ai miei clienti, perché ti dà una grande mano. Quanto ci metterai per riprenderti totalmente da questi sintomi è differente ognuno dall'altro. L'importante è sapere qual è la direzione e non mollare, o meglio, mollare la sicurezza, la presa dai sintomi e mollare la paura, perché c'è tanta paura, c'è tanto controllo all'interno adesso che deve essere lasciato andare. Niente, hai un sacco di informazioni, un sacco di pratiche, ma sono di supporto. Quello che veramente farà la differenza è la tua responsabilità interiore, la tua consapevolezza interiore, il link tra emozioni e corpo, tra emozioni e sintomo. Questo è tutto, io sono Alessio Veneziano, ci vediamo al prossimo video che ti lascio o in alto qui a sinistra o a destra, e hai il link in descrizione. A presto, ciao!